A mente il tuo cuore e il tuo cervello, un'iniziativa che dura 3 giorni in piazza Cavour, con quali scopi, dottore Caramanno? Lo scopo è quello di sensibilizzare la popolazione sui fattori di rischio che rappresentano essi stessi la causa delle malattie cardiovascolari, che in Italia e nel mondo industrializzato rappresentano la prima causa di morte. Basti pensare che nel mondo muoiono ogni anno 18 milioni di persone e queste morti potrebbero essere evitate almeno per l'80% se venissero eliminati questi fattori di rischio che sono dovuti principalmente a dei comportamenti scorretti, a degli stili di vita diciamo, non consoni alla propria salute. Quanto è importante un'iniziativa come questa che state organizzando, una 3 giorni in piazza Cavour? La prevenzione è il faro fondamentale delle aziende sanitarie come la nostra e oltretutto del sistema sanitario regionale e nazionale. È importantissimo spingere le persone ad afferire presso i punti di riferimento per poter intercettare in tempo i processi patologici che, se evoluti, possono essere poi difficilmente contrastabili. Nulla è più importante che in ambito cardiologico, dove sappiamo bene qual è il ruolo della prevenzione, non dico primaria, ma perlomeno quando già vi sono i primi elementi che possono servire a evitare che si vada incontro ai quadri più impegnativi. Ecco quindi un invito pressante ad aderire a questa iniziativa e comunque ai primi segnali di patologie a rivolgersi ai centri di riferimento provinciali, regionali e nazionali. Importante fare prevenzione oggi, Sindaco? Le città cominciano ad attrezzarsi rispetto al fenomeno delle cardiopatie e comunque dell'assistenza immediata in occasioni che non vorremmo mai si verificassero, però è utile sviluppare collaborazioni come questa con il reparto di cardiologia dell'ospedale di Agrigento e anche con lo sponsor che ci consente in questo modo di poter rendere disponibili alcuni defibrillatori da collocare in aree strategiche della città, soprattutto in aree ad intensa frequenza. È il caso per esempio della Porta di Ponte, dove contiamo di sistemarne uno e un altro pensiamo di collocarlo in un impianto sportivo che è di prossima apertura e dove si presume ci sarà grande affluenza, e un altro che è sempre stato donato, d'intesa con il reparto stesso individueremo un luogo adeguato. È un'iniziativa assolutamente importante, ringraziamo il reparto di cardiologia dell'ospedale di Agrigento, grazie al dottor Caramanno, che ci dà l'opportunità e dà l'opportunità ai cittadini di poter valutare le proprie condizioni di salute grazie allo screening gratuito che ci offriranno il 7, l'8 e il 9 ottobre in piazza Cavour. Attraverso lo screening noi possiamo andare a valutare l'ipertensione arteriosa, se quindi ci dovessero essere dei fattori di rischio appunto per le malattie cardiovascolari, e quindi ringraziamo anche per l'opportunità che ci ha dato di donare dei defibrillatori al Comune di Agrigento.